La morte di Wanda Stefanizzi, pensionata di 98 anni di Monastir, ha sconvolto tutti. Chi è che non la conosceva in paese, ci abitava da oltre 40 anni e quando è circolata la notizia del suo decesso avvenuto per recuperare il bastone che le era caduto in fondo al fiume, su quella strada che percorreva ogni giorno per raggiungere il centro anziani dove si fermava a giocare a carte, è calato un velo di tristezza. La nonnina di Monastir, descritta da tutti come molto attiva e autonoma nonostante l'età avanzata, viveva in via Europa, era seguita dai figli, ma era solita fare qualche passeggiata aiutata dal fidato bastone che la sorreggeva. Forse per una disattenzione, una distrazione, le è scivolato dalle mani e per riprenderlo dall'argine avrà usato tanto da scivolare in acqua. La caduta è stata notata da due ragazzi che erano in zona. Hanno lanciato subito l'allarme, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e annegata tentando di raggiungere la riva.